Noi stiamo lavorando in commissione in queste ore difendendo il provvedimento dell'autonomia dall'ostruzionismo della sinistra che ha presentato 250 audizioni. Qualche polemica di troppo di qualcuno che ha vissuto per anni grazie a questo movimento, spesso senza portare grandi risultati, non vanno bene, soprattutto in questo momento storico. Altro che polemica, Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, ricorre addirittura a una nota ufficiale da Roma per replicare alle esternazioni sulla stampa nazionale dell'europarlamentare vittoriese Gian Antonio D'Arè, non nuovo in realtà a critiche aperte al leader Matteo Salvini. Ma dopo il voto in Sardegna e pronosticando per la Lega alle europee di giugno un risicato 5,5%, D'Arè la mette giù così: o il cretino se ne va con le buone o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive. Stefani non perde la plomb ma ribatte seccamente. C'è stata qualche dichiarazione di qualche esponente che è stata veramente sopra le righe e io non credo sia utile che queste dichiarazioni siano all'ordine del giorno. Penso piuttosto che sia necessario lavorare, impegnarsi e portare a casa i risultati. Questo è il compito di chi fa politica, questo è il compito di chi ha una responsabilità davanti al proprio paese e davanti alla propria terra, e quindi credo che su questo dobbiamo impegnarci, non su altre sciocchezze. Lavorare e non sollevare polveroni. Mi riferisco soprattutto, rincara il segretario, a chi fa polemiche da anni e ha da poco perso tutti i congressi in Veneto, da ultimo quello nazionale, e non di poco. Congresso quello in cui Stefani vinse col 65% dei consensi contro il 35% di Franco Manzato, sostenuto da figure come D'Arè e il padovano Roberto Marcato. Posizione quella del segretario condivisa da altri nel carroccio, come il trevigiano Giuseppe Paolin, che accusa pubblicamente D'Arè di sputare nel piatto in cui sta mangiando. Stefani riporta la discussione sui binari che ritiene più corretti: lavorare per far tornare la Lega primo partito in Veneto, rivincendo con un proprio candidato le regionali del 2025, ricevendo via social una serie di like anche dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. Credo sia fondamentale che la Lega sia in grado di fare una grande rete con altre liste civiche territoriali e sia in grado di proporre la migliore figura per la presidenza della regione. Tanto che la Lega intende riproporre nei prossimi mesi il tema del terzo mandato dei governatori. È una battaglia ancora aperta, noi, ripeto, la stiamo riproponendo in tutte le sedi parlamentari e quindi auspichiamo che ci possa essere una convergenza anche da parte delle altre forze politiche.